Lillo Firetto, lei ha 7 liste a sostegno, ma per lei il voto disgiunto può essere una croce o una delizia? Ma spero una delizia perché altrimenti non abbiamo compreso il senso, noi stessi, non mi riferisco agli altri, il senso di una proposta. Cioè l'idea che qui abbiamo tentato di mettere in campo è un'idea di città che per troppo tempo non c'è stata e che vorremmo fosse portata avanti. Purtroppo si è verificata una cosa che non ha precedenti nella storia manco di Agrigento, cioè mentre c'è qualcuno che decide ad un certo momento di mettere in discussione il suo ruolo anche di parlamentare regionale per fare questa scelta per una città che abbia un suo progetto diversa, si sta determinando dall'altra metà del campo una operazione allucinante dove 6 candidati si mettono insieme e animano un concorso di idee a come creare fango, a come cercare di criticare qualcuno che fa le cose, cioè l'idea antica della città, un'idea secondo cui non serve cosa io faccio, ma serve cosa non faccio fare agli altri. E mi pare che per tornare all'incipit tuo iniziale, questo spero venga compreso dagli agrigentini, cioè questo accanimento profondo con una produzione di notizie false, disinformazione, cattiverie, che mistificano la realtà e anzi ne fanno vedere il lato opposto rispetto a come è nato. Per esempio sull'impegno antimafia empedoclino svolto dalla mia amministrazione, da me stesso, se ne fa un ragionamento al contrario. Sono dell'idea che ci voglia una nuova stagione per Agrigento ed è quello che reclamano fortemente gli agrigentini. Credo che questa sia l'unica risposta che si possa dare a tutto il marciume che sta avvenendo fuori. Non vogliono cambiare e per non cambiare sono disposti a tutto e stanno mettendo in mezzo tutto ciò che si può mettere. Siamo alla vigilia del voto per quanto riguarda la squadra degli assessori. Ecco, Firetto terrà conto degli equilibri delle alleanze oppure procederà con il merito, procederà a premiare la meritocrazia, a mettere in campo uomini capaci per poter dare una svolta a questa città? Farò quello che ho già fatto e mi muoverò lungo la stessa direzione d'onda, senza equilibrismi, senza riferimenti particolari, ma guardando a tutti coloro che hanno voluto sostenere questo percorso, tirando fuori le più belle esperienze che la città può offrire, perché possano nascere 5 anni in cui spegniamo i motori di questi furfanti, di questi che stanno utilizzando il voto clientelare, il voto di tutti questi dobbiamo metterli all'angolo, è quello che serve ad Agrigento per poter respirare un'aria nuova che per troppo tempo non si è potuta respirare.